serva. Diciamo che sarà una serata abbastanza intima questa sera e mi astengo da fare delle riflessioni, poi lascio ai miei colleghi che magari sono più bravi di me riflettere su quello che sta accadendo, anche dal punto di vista della partecipazione di questa serata da parte della popolazione della nostra ridente contrada. Comunque, a me è stato chiesto di fare una brevissima introduzione che deve restare sotto i 10 minuti sulla storia del nostro territorio e ho cercato di chiedermi se è corretto o non è corretto dire che esiste un popolo veneto, che secondo me è un po' la questione che viene posta anche col referendum. Cercherò di dare una risposta all'idea che mi sono fatto io a questa domanda in pochi minuti, no? Anche se non è facile. Allora, questo territorio è stato abitato in tempi molto antichi. Diciamo che sappiamo per certo che 3000 anni prima di Cristo qui viveva qualcuno. Chi fossero non lo sappiamo esattamente. Cominciamo ad avere delle tracce documentate della presenza di qualcuno che ha cognizione di essere qui intorno al XIII secolo a.C., età del bronzo. Lì sappiamo che c'è della gente che abita questo territorio e che fa delle cose. Lo sappiamo perché troviamo delle tombe, quindi vuol dire che prendono i morti, li seppelliscono, a volte li cremano e quindi c'è un'attività che possiamo definire a tutti i livelli degna di essere studiata. Da dove vengono i veneti antichi, perché si chiamano così, i veneti, non lo sappiamo. C'è chi dice che venivano dall'Anatolia, perché c'è tutta una tradizione romana che dice che la nostra provenienza è di quelle parti di quelle parti, mentre ci sono degli studi più recenti che pensano che probabilmente non è andata così. Probabilmente c'è stata un'ondata di popolazioni che è arrivata dall'Asia verso il terzo millennio a.C., di cui facevano parte probabilmente anche i romani, poi una parte si è stanziata nel Veneto, una parte si è stanziata nel Lazio e hanno un po' colonizzato il resto dell'Europa. Quello che è interessante per noi è sapere che nel periodo, diciamo, tra il XII secolo a.C. e l'arrivo dei Romani, quindi parliamo di 200 anni prima di Cristo, in quel periodo lì, c'è un millennio, il popolo veneto fa un sacco di cose ed è un popolo estremamente attivo e operoso. Alleva cavalli, fra i più belli che si conoscono dell'antichità, addirittura una quadriga di cavalli veneti vince le Olimpiadi a Sparta e l'Auriga dedica un poema ai cavalli dei veneti che gli hanno fatto vincere la gara. Mandiamo i cavalli al tiranno di Siracusa, all'epoca si chiamavano così, perché voleva rinforzare il sangue dei suoi cavalli con i meravigliosi cavalli veneti. Abbiamo commerci dal Baltico con l'Ambra fino a Micene e tutto l'Egeo, quindi facciamo commercio con più o meno tutto il bacino del Mediterraneo. Abbiamo trovato ceramiche venete a Micene e qui abbiamo trovato delle ceramiche di Micene, quindi ci scambiavamo regolarmente delle merci. Sappiamo che si produceva ambra che non poteva che venire dai paesi baltici, per cui vuol dire che c'era un commercio attivo con quello che oggi chiameremo probabilmente le repubbliche baltiche, che sono l'Estonia, la Lettonia, eccetera. Tutto questo per dire che eravamo tutto meno che un popolo di pigri, facevamo un sacco di cose, non eravamo particolarmente apprezzati come guerrieri, non abbiamo mai fatto guerra a nessuno, tanto è vero che quando poi arrivano i romani abbiamo degli incontri molto amichevoli con loro, ci alleiamo anche con loro in qualche situazione perché c'erano dei popoli bellicosi, ma sostanzialmente l'integrazione col mondo romano si fa in modo assolutamente incruento e restiamo all'interno della civiltà romana fino alla fine dell'impero, naturalmente. Con la fine dell'impero l'Italia è un po' frastornata perché nel giro di pochi secoli veniamo invasi prima dai Goti con Teodorico, poi arrivano i Longobardi che cancellano tutto e portano via tutto, poi arriva Carlo Magno che porta via tutto con i suoi franchi, poi arrivano i tedeschi che portano via tutto anche loro perché il Sacro Romano Impero si trasferisce sostanzialmente in Germania. Questi cambiamenti molto repentini
portano di fatto all'annullamento di tutta la civiltà che avevamo acquisito prima. Sostanzialmente tutta l'epoca classica viene annullata dal punto di vista culturale, architettonico, letterario, eccetera, eccetera. L'Italia sprofonda in una specie di barbarie. Pensate che quasi nessuno degli imperatori, a cominciare da Carlo Magno, che si ritiene essere il fondatore della scuola, era capace di leggere e scrivere. Nessuno di loro sapeva leggere e scrivere. Erano dei barbari, venivano qui, facevano magari anche delle cose buone, ma non avevano la minima idea di cosa significasse avere delle nozioni culturali di base. Questa situazione cambia dopo il 1000, perché dopo il 1000 in questo territorio cominciano a nascere delle realtà come i liberi comuni. Verona diventerà libero comune, Padova anche, eccetera, e contemporaneamente a questa specie di risorgimento diciamo delle città, perché prima nell'epoca medievale sostanzialmente le città erano praticamente prive di interesse politico ed economico. Con la rinascita delle città nascono anche delle realtà interessanti, perché Venezia, che fino a quel momento era restata, diciamo, un'entità abbastanza defilata e oltretutto sempre legata molto all'impero bizantino culturalmente, comincia a prendere un po' di coraggio e a acquisire, diciamo, il controllo dell'Adriatico. E questa fase di espansione, che è sostanzialmente economica ma non solo, sarà anche militare poi a un certo punto, porta a Venezia molte ricchezze e molti vantaggi. Dopo il periodo comunale, lo sapete, lo ricordate dai tempi che siete andati a scuola, c'è il periodo delle signorie. Noi qua abbiamo il Mastino della Scala, la dinastia scaligera, che arriverà anche fino a Lucca nel momento di massima espansione. Ci saranno a Padova gli Ezzelino piuttosto che a Mantova i Gonzaga, ed è un periodo abbastanza interessante, perché queste famiglie si faranno la guerra tra di loro anche in modo abbastanza drammatico in certi momenti, e il Veneto soffre un po' di questa turbolenza storica. Ancora una volta quello che sarà l'elemento aggregante e che in qualche modo porterà il Veneto fuori da questa situazione è Venezia, perché Venezia a partire dalla fine del 300 e per tutto il 400 continuerà a assorbire, non conquistandoli, ma saremo noi che andremo a chiedere per favore a Venezia di annetterci alla Repubblica. Verona lo farà nel 1405 e noi chiediamo se per favore la Repubblica ci annette, perché sotto la Repubblica di Venezia pensiamo di andare a conquistare più libertà, più benessere, più possibilità anche di poter commerciare e di fare altre attività. Ed è così. Venezia continuerà a acquisire potenza sempre di più nei secoli, subirà anche degli attacchi importanti da parte di potenze straniere, perché quando un paese diventa così potente è ovvio che poi si attira anche molte inimicizie. Ci sarà una guerra molto pesante che Venezia sosterrà contro una serie di alleati voluti da un papa che si chiamava Giulio II, che si alleano intorno a lui creando la lega di Cambrai, adesso bisogna vedere la pronuncia, e alla fine di questa guerra, che perderà Venezia, comincia un periodo su cui però Venezia, da abile diplomatica quale è sempre stata, ricostruisce poco a poco le relazioni col territorio e con le altre potenze, fino a che si arriverà all'inizio del Cinquecento a ricostituire sostanzialmente l'unità territoriale del Veneto sotto la Repubblica della Serenissima, e comincerà un periodo molto lungo, di quasi 3 secoli sostanzialmente, in cui il Veneto unificato godrà della protezione e di tutti i benefici che vengono dal fatto di appartenere alla Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia, lo sapete, finirà alla fine del Settecento, quando ci sarà la campagna di Napoleone che viene in Italia. Napoleone vince contro gli austriaci, da qua ne esce un trattato che è il Trattato di Campoformio nel 1797. Venezia colpevolmente decide di restare neutrale intorno a questo conflitto e quindi non ha nessun potere di poter poi in qualche modo negoziare la pace, e quello che accade di fatto è che alla fine del Settecento la Francia cede la Repubblica di Venezia, quello che resta la Repubblica di Venezia,
che nel frattempo si era anche estinta, all'Austria, e quindi il Veneto diventa parte dell'impero austro-ungarico. Nella fattispecie noi diventiamo lombardo-veneto. Questa situazione non durerà in eterno, lo sapete, perché arriveremo fino al 1866, dove saremo annessi al territorio italiano, al Regno d'Italia. Sul fatto, su questo episodio che è l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, se uno va a leggersi un po' le carte, devo dire che appaiono delle cose un po' curiose, perché l'Italia giustamente, probabilmente dal suo punto di vista, pensava di raggiungere l'unità annettendosi i territori che ancora non lo erano. All'epoca, ricordiamoci, c'era ancora lo Stato Pontificio che viene annesso nel 1870 e il Veneto e il Trentino Alto Adige che sono ancora in mano all'Austria. In quell'anno, stiamo parlando del 1866, l'Italia stringe un'alleanza con la Prussia, che anche la Prussia in quegli anni sta cercando di unificare sotto un'unica bandiera tutti gli stati tedeschi che poco a poco negli anni si erano atomizzati intorno al grande impero, Sacro Romano Impero del Medioevo, e riesce attraverso un'abile politica di Bismarck a riunire tutti questi staterelli intorno alla Prussia e a costituire uno Stato che poi diventerà la Germania nei tempi più recenti. La Prussia si è appena unificata e vuole dimostrare di essere un paese che aspira alla leadership in Europa, quindi vuole far vedere gli attributi e si allea all'Italia perché pensa di fare in questo modo paura all'Austria, e ci riesce, perché l'Austria teme la Germania e teme anche l'irridentismo italiano. Tanto è vero che dopo che viene firmata questa alleanza tra Prussia e Italia, mi soffermo un po' su questo passaggio perché secondo me è bene che lo analizziamo tutti con attenzione. Dopo che si crea questa alleanza, l'Austria si caga un po' sotto e dice all'Italia: io quasi quasi il Veneto ve lo do, non c'è bisogno di combattere. Però, siccome bisogna salvare le apparenze, perché siamo ancora in un'epoca in cui queste cose devono passare attraverso certe forme, anche se la sostanza non cambia, dice: io do il Veneto a Napoleone III, che è l'imperatore di Francia in questo momento, il quale ve lo gira. Formalmente io lo do alla Francia, però tutti sappiamo che poi lo dà all'Italia, però in realtà in questo modo nessuno fa la figura del vigliacco. L'Italia, che anche lei vuol far vedere che ha gli attributi perché si è appena unificata da pochi anni, dice: no, vogliamo fare la guerra perché dobbiamo farvi vedere che siamo fortissimi, altrimenti non vale. E questo determina lo scoppio della terza guerra di indipendenza. Comincia a giugno, il 20 di giugno noi dichiariamo guerra all'Austria, e il 23 c'è lo scontro a Custozza, qui a 2 passi, in cui gli italiani si scontrano con l'esercito austriaco. In realtà l'esercito austriaco non è fortissimo e non è neanche troppo determinato a vincere, ma gli italiani, per motivi che non sono chiari, sono presi dal panico dopo il primo attacco, pensano che gli austriaci sono invincibili e scappano. E facciamo una bella figura di merda quella volta lì, ma proprio una figura che militarmente è ancora inspiegabile. Scappiamo proprio dietro al Mincio, ci rifugiamo dietro al Mincio dopo aver tentato questa specie di attacco che era più apparenza che sostanza, e gli austriaci non credono ai loro occhi, ci è andata di culo stavolta perché sono scappati. Bene, a questo punto gli italiani devono far vedere che comunque loro sono forti e quindi decidono di ingaggiare battaglia navale contro gli austriaci nell'Adriatico. Ci sarà quindi una battaglia che si chiama la battaglia di Lissa, che si combatterà a luglio di quell'anno, circa un mese dopo la battaglia di Custozza, e anche lì le prendiamo di santa ragione. La leggenda vuole che siccome la flotta veneziana era stata in gran parte assorbita dalla flotta austriaca perché l'Austria aveva assorbito la Repubblica di Venezia, gli equipaggi delle navi austriache erano sostanzialmente veneziani, e la leggenda vuole che mentre la nave ammiraglia italiana affondava, dal ponte delle navi austriache si alzasse il grido: viva San Marco. Questa è un po' la leggenda che gira
su una parte della storiografia. In realtà queste cose non sono documentate, nessuno sa esattamente com'è andata dal punto di vista, diciamo, della composizione degli equipaggi e chi combatteva contro chi. Non ci è dato saperlo questo dato. Però la battaglia finisce con un'altra clamorosa sconfitta italiana e quindi l'Italia viene battuta sia per terra che per mare. Per fortuna i tedeschi vincono gli austriaci a Sadowa nel luglio di quell'anno, pochi giorni prima della battaglia di Lissa e prima della battaglia di Lissa vincono loro la battaglia, e a quel punto lì si va a una diciamo, la discussione per l'armistizio che porta esattamente al risultato che avevamo deciso prima, e cioè il Veneto viene ceduto a Napoleone III, come si doveva fare senza sparare un colpo, che poi lo darà al Regno d'Italia. Cioè siamo al punto di partenza con in mezzo qualche migliaia di morti, è andata proprio così. L'unica cosa che poteva in qualche modo cambiare, diciamo, la situazione era il fatto che Garibaldi, sempre lui testa matta, aveva creato un corpo di spedizioni di circa 40.000 uomini, eredi dei vecchi cacciatori delle Alpi, li aveva portati sulla sponda bresciana del lago di Garda e da lì aveva tentato di arrivare a Trento e c'era quasi riuscito. E alla fine di luglio è in vista di Trento, sta per entrare a Trento, dove potrebbe anche portare questa cosa qui all'annessione del Trentino con qualche decennio di anticipo sulla seconda guerra mondiale, ma a quel punto si firma la pace con l'Austria e quindi lui riceve l'ordine di interrompere l'ostilità e lui risponde con la famosa frase obbedisco, e qua si conclude la terza guerra di indipendenza. Quindi con nulla di fatto, con anche un'umiliazione militare da parte dell'Italia, ma l'obbligo previsto dagli accordi dell'armistizio è che il Veneto potrà essere ceduto al Regno d'Italia solo dopo aver fatto un referendum, chiamiamolo così, un plebiscito, che decreti che il popolo è d'accordo con questa annessione. È una condizione prevista dagli accordi di pace. Quindi il plebiscito si tiene a suffragio universale maschile, quindi solo gli uomini possono votare, si tiene, guardate bene le date, il 21 e il 22 ottobre del 1866, non a caso andiamo a votare il 22 ottobre, sarà anche che cade di domenica, però la data non è per caso che è stata scelta così, perché comunque c'è una assonanza storica intorno a questa data. Vanno a votare circa 650.000 persone, che sono più o meno il 70%-75% degli aventi diritto, e di questi 650.000 persone che vanno a votare, 69 dicono no, tutti gli altri dicono sì, con una vittoria quindi schiacciante del sì. Non ci sono dubbi, quindi l'Italia acquisisce il Veneto, che fa parte del Regno d'Italia. Ultima nota di colore è che quando il ministro Calderoli diventa ministro della semplificazione ai tempi del governo Berlusconi, nella foga di distruggere un po' di leggi, un po' di decreti, fa annullare anche il decreto, il regio decreto che stabiliva che il Veneto era entrato nel Regno d'Italia, compreso la legge di conversione fatta all'epoca. Quindi l'Italia si trova con un voto normativo e il Parlamento italiano è costretto a rifare di nuovo un decreto e una legge dedicata per ripristinare la situazione esistente, cioè che la Regione Veneto fa parte della Repubblica Italiana. Non si poteva fare altrimenti, perché comunque era incostituzionale fare in altro modo, quindi si è dovuto fare. Abbiamo perso del tempo e dei soldi già all'epoca, perché qualcuno in un momento di così ha pensato che forse queste cose qua. Volevo solo farvi vedere brevemente 2 o 3 di queste slide, non so se si vede perché io da qua non vedo niente. Provo di qua, vediamo. La situla. Sono 5, ve le faccio vedere velocemente per farvi capire. Oh, che bello. Qua stiamo parlando di lavori fatti grosso modo grosso modo 800 anni prima di Cristo, quindi stiamo parlando di un periodo in cui ancora non era stata fondata Roma, cioè siamo in una situazione decisamente ancora antica.
e i vasi fatti dai veneti sono molto belli. Questi sono dei bassorilievi. Per la prima volta si usano scene di vita quotidiana e non solo figure geometriche, quindi sono anche innovatori nei soggetti oltre che nella qualità del lavoro, in bassorilievo in questo caso. Di là abbiamo un guerriero, che sono molto simili agli opliti greci, con un disco grande, molto grande per fare lo scudo, e la lancia. Questi sono ceramiche invece, che abbiamo detto che le troviamo a Micene, dove invece ci portavano le loro e quindi ce le scambiavamo. Questa è una spada fatta dai nostri avi veneti, e questa è una interessante tomba, perché c'è un cavallo che sicuramente è stato abbattuto per l'occasione e dentro la pancia gli hanno infilato il corpo di un uomo, se guardate. Nessuno sa perché l'abbiano fatto, probabilmente c'era qualche cosa che aveva a che fare con la loro religione, di cui purtroppo sappiamo ancora molto poco. Questa è l'ultima slide, è Ippolito Nievo. Chi qualche volta ha visto le mie brevi cose mi conosce. Sono un po' fissato con quest'uomo, nasce a Padova, è un patriota, partecipa alla spedizione dei 1000, è famoso perché a 30 anni muore mentre sta rientrando dal sud Italia per andare a relazionare al re sul fatto che ci sono stati dei maneggi non chiari con i soldi con cui gli inglesi hanno finanziato la spedizione dei 1000, e durante il viaggio di ritorno misteriosamente scompare al largo di Napoli sul vapore che si chiamava Ercole, dove lui era imbarcato. È una persona che ha studiato qui a Verona, che ha abitato gran parte della sua vita su questo territorio, è morto giovanissimo, è un patriota del risorgimento italiano, e mi fa sempre piacere pensare che la storia di questa terra è fatta anche di persone oneste che in qualche modo ci hanno lasciato in eredità la loro testimonianza e la loro vita. Ecco, io direi che per stasera va bene anche